Siamo davanti al Guicciardini di Valdobbiadene, l'ex nosocomio cittadino, con l'infermiera Rita Zago che ci spiegherà appunto come verranno effettuati i tamponi rapidi ai vendemmiatori di tutta la zona di Valdobbiadene. Buongiorno a tutti, diciamo una bellissima iniziativa da parte della Regione Veneto, questa perché per lavorare in sicurezza e tutte le associazioni di categoria che hanno aderito a questa cosa, qui facciamo i tamponi oggi a tutti quelli che intendono venire a vendemmiare nel nostro territorio e quindi ad uso gratuito si fa questo tampone per lavorare in sicurezza. Questa è la cosa a cui noi teniamo tantissimo a dire, perché purtroppo, essendo che ci sono degli operatori che vengono da diverse parti straniere, e quindi facciamo questo tampone. Praticamente queste sono le provette dove viene inserito il tampone. All'interno c'è un liquido che dopo lasciato 5-6 secondi in immersione si apre il sotto, che c'è questo cappuccio, si mettono 5 gocce in questa zona e dopo da qua si vede la positività o negatività dell'esame. 15 minuti di tempo e si ha la risposta. Se volete vedere, questo è uno che è praticamente negativo. Finora possiamo dire tutti negativi a Valdobbiadene. Finora tutti negativi, per il momento sì, li abbiamo tutti negativi. Ultima cosa, come potranno i vendemmiatori fare richiesta di questo tampone? Si può arrivare direttamente qua? Ci sono dei moduli da compilare? Come avviene la cosa? Da parte dell'associazione di categoria, a tutte le aziende valdobbiadenesi è arrivato un link dove informavano che oggi c'era la disponibilità di fare il tampone a Valdobbiadene per chi avesse dei dipendenti che venivano dall'estero. E quindi erano stati tutti informati di questa giornata a disposizione e stiamo aspettando i vendemmiatori che arrivino. All'interno della struttura sono previste anche delle zone eventualmente per l'isolamento, o l'isolamento in caso di positività avverrà all'interno delle aziende? No, l'isolamento avverrà all'interno delle aziende qualora noi dichiariamo se il tampone è negativo o positivo. Se il tampone è positivo è ovvio che l'azienda deve tutelarsi per metterli in isolamento.